Il cibo da sempre è considerato un bene rifugio, spiegano gli psicologi. Con il cibo si sviluppa un rapporto affettivo, ma in molti casi può essere conflittuale e purtroppo la pandemia, tra i suoi mille effetti negativi, ha avuto un ruolo pesante nell'accentuare la manifestazione dei disturbi alimentari. Lo stress e l'ansia per la situazione, il lockdown e ora ancora la zona rossa hanno portato molti a rifugiarsi nel cibo oppure ad evitarlo, ma la pandemia ha esasperato situazioni già fragili. Le persone che già soffrivano di disturbi alimentari sono gravemente peggiorate. In più c'era la complicazione che, per esempio, era difficile avvicinarsi ai servizi proprio a causa del Covid, e altre persone che invece non ne soffrivano ammalate si sono ammalate producendo dei veri e propri disturbi alimentari che poi si sono trascinati nel tempo. La corsa ai supermercati per riempire le dispense durante il lockdown, la convivenza forzata, per i ragazzi la DAD e i lunghi periodi in casa senza valvole di sfogo hanno rappresentato un momento cruciale in cui spesso il rapporto con il cibo è stato compromesso. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i disturbi alimentari come anoressia e bulimia sono aumentati dal 30 al 36% nell'ultimo anno e si è abbassata la fascia d'età interessata. Il problema è che ultimamente intanto si è ancora più abbassata la fascia di insorgenza e troviamo disturbi alimentari che riguardano anche bambine di 8-10 anni. E non sono solo le donne ad essere colpite. Ci sono le altre due forme che sono forse meno conosciute, ma che riguardano molto di più il sesso maschile, che sono la vigoressia, detta anche complesso di Adone, che è questa cosa paradossale per cui gli uomini che ne soffrono non si sentono mai abbastanza grossi, abbastanza muscolosi. Lo troviamo molto spesso nelle palestre, nella popolazione che frequenta le palestre, e l'ortoressia, che invece ha a che vedere con il forzare un'alimentazione nella direzione del fatto che sia salutistica, assolutamente salutistica, ma poi questo salutismo diventa ipersalutismo e diventa patologico.